L'incertezza della guerra, shock energetico e instabilità politica sono la zavorra del sistema che regge nonostante le difficoltà. L'allarme degli industriali di Treviso e Padova dopo i dati di produzione del secondo trimestre. Pensiamo alla piccola Maria ogni istante, preghiera e giustizia per lei. Il saluto del Grest alla piccola morta annegata nel lago di Revine. Questa mattina cerimonia di chiusura dell'attività segnata dal dramma. Grave infortunio in una fabbrica di San Zenone degli Ezzerini, operaio 53enne ferito al petto da una lastra di vetro, l'uomo in prognosi riservata, indagini dello Spisal. Approvato il progetto di bonifica dell'ex discarica di Via Orsenigo, bosco urbano, impianto fotovoltaico nei 96.000 metri quadrati dell'area. Il sindaco, il più grande intervento ambientale mai realizzato a Treviso. Esce fuori strada, si schianta contro un'auto parcheggiata e scappa, tutto registrato dalle telecamere di videosorveglianza. È successo a Treviso, il racconto del proprietario della vettura. 28enne di Fara di Soligo perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, tragico schianto nella notte in provincia di Rovigo, a perdere la vita l'amico del guidatore, un 36enne del posto. Dopo la diffida alla regione, il comune di San Zenone degli Ezzerini parte con il ricorso al TAR perché vengano realizzate le opere compensative alla superstrada pedemontana veneta. Giancarlo Getrini compie 93 anni dopo il ricovero in ospedale, pronto a tornare tra la gente con la grinta e la forza di sempre. Non lesina sferzate alla politica anche se si tratta del suo partito. Oggi si pensa e dice soltanto alle poltrone. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano, l'avete sentito e visto dai titoli, c'è l'economia. L'economia e la preoccupazione degli industriali di Treviso e Padova dopo i dati di produzione del secondo trimestre 2022. Ci si aspetta un autunno complicato, difficile a pesare, le incertezze legate alla guerra, lo shock energetico e poi l'instabilità politica. C'è una di difficoltà, un rallentamento che si evince soprattutto nella parte export, quindi meno nella parte nel mercato interno e nel mercato italiano, più nella parte export, e questo quindi ci fa capire che l'economia sta iniziando, del nostro territorio di Padova e Treviso, sta iniziando a rallentare. Le incertezze della guerra, lo shock energetico, l'instabilità politica post caduta del governo, la tempesta perfetta sopra le imprese. È il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, a lanciare l'ultimo appello alla politica di fronte all'analisi congiunturale del secondo trimestre 2022, perché la resilienza delle imprese di Treviso e Padova consente di mantenere solido il sistema, ma non ancora per molto. La zavorra sta bloccando la crescita. Sono dati ancora positivi perché siamo al 7,2%, però è il dato più inferiore degli ultimi 4 trimestri. Per gli industriali, fiducia e attese sui livelli di produzione e ordine e condizioni di investimento sono in costante deterioramento. Il 95,3% delle imprese è gravato da rincari delle materie prime e poi il capitolo costi energia, 10 volte più cara rispetto al 2020. Gli aumenti continuano a essere molto importanti e alle volte, mi lasci dire, insostenibili. Ormai questo rappresenta veramente un tema di sicurezza nazionale, di sicurezza del nostro tessuto. Quindi va affrontato in maniera urgente e sarà una delle prime, penso, cose che dovrà affrontare sia il governo uscente che il governo che dovrà entrare, perché sennò la situazione diventa veramente preoccupante. La caduta del governo è stata l'ultima spallata. Un governo che inspiegabilmente e irresponsabilmente cade a 6 mesi dalla sua naturale scadenza. Il mix delle cose spaventa e tutte tra l'altro situazioni che hanno un orizzonte di risoluzione che non è quello di domani. Qualunque governo ci sarà, al di là del colore politico, gli industriali chiedono più competenza nei settori strategici e poi una lista di priorità urgenti. Attuare gli impegni assunti dall'Italia in Europa, proseguire senza indugio nell'opera di attuazione del PNRR per non mancare target e scadenze. E poi rientro del debito, riduzione del cuneo fiscale e di impulso agli investimenti e all'innovazione. Si chiede con urgenza un tetto al prezzo del gas e garantire la continuità delle forniture energetiche, guardando al domani per avere una maggiore autonomia energetica. Intendo quindi il gas, intendo la parte di rinnovabili e intendo anche di voler provare a ragionare anche sul nucleare di ultima generazione. Adesso la cronaca e torniamo a parlare della tragedia di Revine Lago, del lago di Revine. Stamane a Vittorio Veneto la cerimonia di chiusura dell'attività del Grest 2022, un'attività di quest'anno segnata dal dramma della morte della piccola Maria.
Preghiamo per la piccola Maria, pensiamo a lei ogni istante. Si limita a poche parole la suora che si trova all'ingresso del campus San Giuseppe, dove oggi si chiude l'attività del GREST 2022. I bambini dicono che Maria li guarda dal cielo, spiega la suora che assieme agli animatori aveva accompagnato i bambini al lago di Revine. Ed è così che i piccoli riescono ad affrontare un dolore grande, sconosciuto. Così riescono a salutare la loro amichetta scomparsa all'improvviso. Il portone del campus si apre leggermente per far entrare le famiglie dei bimbi, poi si chiude come a voler proteggere questi piccoli che hanno già vissuto un momento tanto drammatico. Intanto rispettiamo il silenzio che le suore hanno chiesto rispetto a questa vicenda, anche perché la magistratura sta facendo il suo corso. Abbiamo pregato soprattutto per Maria, per la sua famiglia, per i ragazzi del GREST e per i responsabili. È il giorno del silenzio, si cercano parole difficili da trovare. Alla preghiera per Maria era presente anche la mamma, le guance solcate dalle lacrime. Siamo in contatto con la famiglia attraverso padre Yuri. Oggi abbiamo preferito che ci fosse padre Yuri, che è il cappellano degli ucraini qui da noi, Conegliano, Vittorio Veneto, Belluno, e abbiamo affidato a lui un cartellone con i pensieri dei ragazzi per Maria da consegnare alla famiglia. 3 parole che Maria, dice Don Andrea, ci restituisce. Grazie per l'amicizia che è nata, per come è stata accompagnata anche al GREST e per tutto quello che di bello ha saputo vivere qui da noi. Forza, questa forza della vita che supera la morte, quindi un coraggio che ci viene chiesto di vivere e di saper far nostro. E l'ultima parola che abbiamo voluto affidare è quella della gioia. La gioia che è un po' la richiesta che Maria ci fa, di vivere dentro le nostre gioie il ricordo della sua presenza. Ed è stata aperta dalla Caritas di Vittorio Veneto una raccolta fondi per chi vuole sostenere la famiglia di Maria. La bimba sarà sepolta nel suo paese, quel paese da dove era scappata a causa della guerra. Una grande sofferenza, dice Don Alessio. È un momento davvero difficile e si è tutti dispiaciuti per quanto accaduto. La fede un po' aiuta e abbiamo fiducia comunque anche che il percorso dal punto di vista del cammino della giustizia possa fare chiarezza su tutto quello che è accaduto. Un grave infortunio questa mattina a Careinati di San Zenone degli Ezzelini in via Montegrappa. Un operaio di 53 anni è stato ferito con una lastra di vetro che gli ha lacerato il torace. L'incidente è avvenuto alla Zard Plus, azienda che si occupa della produzione di infissi e serramenti. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che si trovavano a poca distanza e che hanno chiamato il SUEM 118. L'uomo è stato stabilizzato in azienda, intubato e portato immediatamente all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spisal dell'ULS 2 che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Torneremo a parlare della cronaca fra poco. Prima però torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso per parlare dell'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica di via Orsenigo. L'abbiamo parlato tante volte, ma ora vediamo il progetto che viene approvato, un progetto di riqualificazione molto importante e che il sindaco non esita a definire il più importante mai fatto nella città. Questo è l'intervento più importante della storia della città di Treviso di bonifica ambientale. Un intervento, quello dell'ex discarica di via Orsenigo, che restituirà alla città un'area di 96.000 metri quadrati. Per essere più pragmatici, una porzione di territorio bonificato e riqualificato pari alla grandezza di 13 campi da calcio. Ed è così che dalle ceneri della vecchia discarica nascerà un'opportunità ambientale, un bosco urbano e un impianto fotovoltaico, una vera e propria comunità energetica attraverso la quale sarà possibile restituire energia pulita ed edifici pubblici. Mi fa piacere sottolineare che grazie anche a questo accordo tra Comune di Treviso, Regione Veneto, Priula e Contarina andremo a realizzare anche 15 pozzi di monitoraggio della qualità delle falde, che va totalmente nella tutela della nostra comunità e dei nostri cittadini. Lavori di bonifica che inizieranno entro la fine di novembre. Sono circa 10 ettari di operazione, quindi un'operazione molto importante, e viene costruito un canale perimetrale che consente alle acque reflue di confluire in un unico laghetto. La rigenerazione porterà alla possibilità di produrre energia pulita, e qui ci teniamo particolarmente, per almeno 1 megawatt, oltre alla piantumazione di oltre 2,5 ettari di territorio che si va ad aggiungere a quello fatto finora. Progetto di riqualificazione questo che potrà diventare un modello per tutto il territorio, possibile grazie a un finanziamento regionale di circa 4.300.000 euro. Questo è il caso tipico di una
vecchia discarica, una volta erano assolutamente legittime e dove ci veniva messo di tutto, e oggi sono invece un problema che i sindaci devono affrontare, e il Comune di Treviso ha presentato una progettualità molto importante perché trasforma in quello che è un grosso problema ambientale in una grande opportunità ambientale, anche con piantumazione, filtrazione dell'acqua della falda, ma addirittura con un impianto fotovoltaico da 1 megawatt, quindi una produzione di energia da fonte rinnovabile piuttosto importante. Torniamo alla cronaca, ma restiamo a Treviso con il video dell'automobilista che 2 notti fa con la sua auto si è schiantato contro un'auto parcheggiata e poi è scappato. È successo in via Santa Bona Vecchia. Era mezzanotte passata quando lunedì un fortissimo boato ha interrotto una tranquilla notte di mezz'estate in via Santa Bona Vecchia. Un'auto, una Mercedes bianca, è finita fuori strada schiantandosi su una Y10 parcheggiata a bordo strada per poi fare retromarcia e scappare a tutta velocità. Mi sono alzato, mi sono recato in cucina per vedere dalla finestra cosa fosse successo e ho visto una macchina bianca che accendeva l'auto e ripartiva scappando via. E sono uscito fuori, ho trovato la sorpresa, ho trovato la macchina mia completamente distrutta sia davanti che dietro e non va neanche in moto, è da demolire, e oltre alla muretta e alla recinzione di casa che sono state distrutte. Ed è grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che la polizia locale sta lavorando per risalire al nome del proprietario dell'auto, nome a cui seguirà una denuncia se nessuno si farà avanti in maniera volontaria. Se si fa vivo si può proseguire in via bonaria con le assicurazioni senza andare per vie legali o penali denunciando eccetera eccetera. Ma di appello Manuel Colantoni neanche un altro, destinato questa volta all'amministrazione comunale. L'appello che faccio è che i rallentatori sono messi in modo secondo me un po' errato, dove le macchine prendono velocità e qui sfrecciano penso dagli 80 in su la sera e soprattutto weekend. E non ci sono gli specchi che ci danno la possibilità di uscire dal cancello in modo da vedere le macchine che vengono avanti. Chiedo a chi di dovere se può intervenire, anche perché negli ultimi 6 mesi si sono accapottate 2-3 macchine se non erro. E c'era un 28enne trevigiano di Farra di Soligo alla guida dell'auto che la scorsa notte nel Rodigino è uscita fuori strada. Un tragico incidente perché una delle persone a bordo dell'auto, un 36enne del posto, è morta. Una serata in compagnia di amici che si trasforma in tragedia, l'ennesima. È morto così il giovane papà 36enne Mattia Guarnieri di Bergantino nel Rodigino. Lo schianto fatale nello stesso paese, a poca distanza da casa dove ad attenderlo c'erano la moglie e il figlio piccolo. Mattia, tecnico manutentore alla Bormioli Pharma, era uno dei 2 passeggeri della BMW condotta da un 28enne trevigiano di Farra di Soligo. In auto anche un 35enne di Melara. Poco dopo le 23:30, improvvisamente e per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto è uscita di strada ribaltandosi. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo a Guarnieri, mentre i 2 amici hanno riportato ferite lievi. Sotto shock e disperati hanno chiamato i soccorsi, ma era già troppo tardi per il giovane papà. La sanità adesso, e torniamo a parlare del caso, lo ricorderete, dei direttori generali con la pensione da medico ma lo stipendio da dirigente, che ha creato numerose polemiche in queste settimane. Riguardava anche l'ULSS 2 con i 4 dirigenti che si autosospesero lo stipendio in attesa dei chiarimenti. Ebbene, è arrivata una prima risposta importante nel parere degli uffici del Ministero della Pubblica Amministrazione, è arrivato in Regione in queste ore. Secondo il Ministero, secondo la nota della Sanità, la normativa che disciplina il conferimento degli incarichi del direttore generale delle aziende sanitarie ha carattere di specialità rispetto ai limiti posti dalla disciplina di carattere generale. Questo autorevole parere conferma, spiegano i tecnici dell'area sanità e sociale della Regione, la piena legittimità dell'operato della Regione, ponendo fine, dice la Regione, a ogni possibile equivoco e confermando l'auspicio che il nuovo Parlamento dirima in modo definitivo ogni possibile fraintendimento. I funzionari di Roma stessi ritengono in ogni caso necessario e urgente un
intervento legislativo che vada definitivamente a chiarire la disciplina applicabile al caso di specie, proprio al scopo di evitare l'insorgenza di ulteriori incertezze interpretative. Come ricorderete, su questa vicenda c'è anche un esposto alla Guardia di Finanza da parte del CUB di Vicenza. Restiamo in tema di rapporti tra enti locali e regioni, perché c'è ancora la battaglia in ballo del comune di San Zenone degli Ezzelini in riferimento alle opere compensative della Pedemontana Veneta. Adesso il sindaco, che aveva già diffidato la regione, fa scattare il ricorso al TAR. Sono arrivate risposte alle nostre istanze, neanche a una diffida che abbiamo mandato iscritta dal nostro avvocato, e quindi abbiamo deciso di fare l'ulteriore passo contro la regione, cioè quello di ricorrere al TAR. Dopo la diffida, il ricorso al TAR. Non intende mollare la presa il sindaco di San Zenone, Fabio Marin. Sul piatto l'annosa questione della riqualificazione del centro di San Zenone degli Ezzelini, come d'accordo con la Regione Veneto, quale opera compensativa per il passaggio della Pedemontana Veneta nel territorio del comune. Lavori per un importo che si aggira sui 4.100.000 euro, i cui progetti paiono svaniti nel nulla. E da Venezia, dice Marin, un silenzio assordante. Se non c'era questo accordo si faceva fatica ad aprire la Pedemontana e il casello a sud di San Zenone, e quindi proprio per questo accordo e proprio per queste opere è stata aperta la Pedemontana, ed è quello che dobbiamo ottenere, cioè portare a casa le risorse e le opere che ci spettano, che sono in primis quelle della riqualificazione di tutto il centro di San Zenone. A cominciare da questa rotatoria. Esatto, la rotatoria è la priorità che c'è nella realizzazione di queste opere. Nel frattempo, vista la necessità di realizzare la rotatoria per una questione di sicurezza stradale, il Comune aveva partecipato a un bando regionale che nulla ha a che vedere con le opere di compensazione per l'SPV. Da questo bando, notizia proprio di oggi, abbiamo ottenuto 490.000 euro, ma ci tengo a sottolineare che questa è una piccola parte di tutto quello che dobbiamo portare a casa e ottenere per San Zenone, e inoltre è un bando che non c'entra con l'accordo che era stato fatto. Voi non intendete fermarvi però di fronte a questo? No, perché sono passati 10 anni e dopo che abbiamo mandato varie istanze, abbiamo mandato le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del progetto, abbiamo mandato una lettera di sollecito per capire quando erano disponibili risorse, abbiamo inviato l'istanza l'anno scorso da parte dell'avvocato, abbiamo inviato la diffida e mai una risposta formale da parte della Regione. Ditemi se questo è un comportamento istituzionale corretto. Effetto Covid, cui si è aggiunta la Brexit. In questura a Treviso continuano le difficoltà all'ufficio passaporti, con lunghe attese per il rilascio del documento, che stanno creando non pochi problemi a chi ha in programma un viaggio extra Unione Europea. Le domande di rilascio del passaporto in quest'ultimo periodo di vacanze estive continuano a essere notevoli. Per questo la questura di Treviso e il commissariato di Conegliano hanno deciso anche per la prossima settimana di potenziare il servizio con un'ulteriore apertura straordinaria degli uffici nella giornata di giovedì 11 agosto dalle 15 alle 16:30. Rimangono confermati gli orari di apertura al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 16. È necessaria la prenotazione online, come sempre, dell'appuntamento. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di politica. Rieccoci in studio, in diretta dunque con il telegiornale di Treviso. Abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale delle difficoltà degli industriali anche alle prese con il tema dell'instabilità politica, soprattutto dopo la caduta del governo. C'è una campagna elettorale che è molto calda in questo periodo, sempre di più, mentre ci si avvicina alla data del 25 di settembre e vediamo nel prossimo servizio come viene visto dal Veneto l'accordo di cui si è tanto parlato in queste ore tra Partito Democratico e Azione di Calenda, una naturale alleanza rivolta all'elettorato moderato, siglata con responsabilità sui temi e programmi, dicono gli interessati dopo un primo iniziale sconcerto. Per Forza Italia invece un accordo che ci agevola, dice, i moderati non votano la sinistra. Sentiamo. Il Veneto si era espresso perché Azione si presentasse a queste politiche, diciamo così, correndo da solo o meglio al fianco di più Europa. Allo sconcerto iniziale, alla notizia dell'accordo tra Letta e Calenda, i militanti veneti di Azione serrano le fila attorno al leader nel nome della responsabilità. Alla fine Azione ha scelto l'Italia con lucidità, con pragmatismo, con grande responsabilità politica. Ecco, questa va sottolineata.
come dice sempre Calenda, quando c'è da costruire si costruisce, e quindi pur consci che la coalizione in qualche modo ci penalizza, ad esempio in termini di percentuali di voti a nostro favore, siamo certi che questa sia la scelta giusta in questo momento. E sottolineiamo a questi che sono i primi ad attaccarci che noi non abbiamo mai fatto alleanze con populisti e sovranisti. Ecco. Il nodo è quello dell'elettorato moderato che guarda con diffidenza alla sinistra così come alla destra e a chi ha tolto la fiducia al governo Draghi, con tensioni che hanno portato alla fuoriuscita di 3 ministri da Forza Italia, con 2, Gelmini e Carfagna, che hanno aderito ad Azione. Da osservatore esterno la cosa un po' mi dispiace, perché magari qualcuno aveva visto in Calenda magari colui che poteva cercare di organizzare un centro o qualcosa del genere. Ecco, la scelta di non andare da solo ma di unirsi ad uno dei due poli è inevitabilmente dovuta, ripeto, a un tornaconto elettorale, ma questo lo sappiamo tutti, penso che lo sappia chiunque faccia politica, che tutti hanno dovuto poi accasarsi in uno schieramento o nell'altro. Per quanto riguarda l'incoerenza, io penso che da quando Forza Italia è presente sul panorama politico le alleanze siano sempre state quelle, per cui mi sembra strano che si taccia o si parli di incoerenza rispetto a una forza politica che ha sempre avuto negli ultimi 20 anni lo stesso tipo di alleanze. Ribatte il Partito Democratico nella coalizione di centrodestra, il centro non c'è più. Oggi deve essere chiaro che la coalizione di destra ha perso il centro, è totalmente schiacciata sulle posizioni sovraniste, populiste della Meloni e di Salvini, che non è Zaia, che è Matteo Salvini, e chi sta dentro quella coalizione sta su quella roba lì. E non lesina, come sempre, sferzate alla politica, anche al suo partito, Giancarlo Gentilini, e lo fa in una giornata speciale perché oggi ha compiuto 93 anni, tanti gli auguri arrivati allo sceriffo. Sì? Il telefono non smette di squillare a casa Gentilini, decine e decine di chiamate di auguri per i 93 anni dello sceriffo. Oggi io compio 93 anni, ma sapete, torna a fiorire la rosa che pur dianzi languia, e quindi ritornerò molto presto in mezzo a tutti voi e alla città di Treviso. La grinta è quella di sempre, nonostante sia appena uscito dall'ospedale per un intervento alla cistifellea. È stato un incidente di percorso, ma l'ho superato e quindi torno più forte di prima. La giornata è iniziata presto con al fianco la moglie Maria, la torta pronta sul tavolo per festeggiare. Immancabile la lettura dei quotidiani perché l'interesse per ciò che accade a Treviso è sempre in cima ai pensieri dell'ex sindaco, con il leone di Casugana ancora pronto a ruggire quando si tratta di politica. Adesso vedo che c'è soltanto la corsa alla sedia, allo scranno, e in ultima fase pensano alla città e ai cittadini d'Italia. Pronto a sferzare anche quando si tratta del suo partito, come l'ultima polemica sui 5.000 euro richiesti dalla Lega ai consiglieri regionali per finanziare la campagna elettorale. I denari li devono versare coloro che saranno candidati, perché c'è una grande battaglia fra candidati, lotta all'ultimo sangue, e quindi chi vuole arrivare allo scranno di Roma deve pagarsi le spese. Poi la giornata prosegue in centro con l'immancabile brindisi ai due mori, attorniato da amici e fedelissimi, ma è dai tanti cittadini che arrivano gli auguri più cari. Io voglio anche ringraziare tutti quanti delle dimostrazioni di affetto e simpatia che da questo momento non si fermano più. Ricordatevi, cittadini, che io non ho nessuna intenzione di mollare. Io voglio tornare in mezzo a tutti voi e concorrere a decidere le sorti della città di Treviso e della nostra civiltà. Da storico ex sindaco all'attuale sindaco di Treviso Mario Conte, che abbiamo visto brindare insieme a Gentilini e che gli ha rivolto anche questi auguri speciali, dicendo: con lui è cambiata la figura del primo cittadino in Italia.
Un abbraccio straordinario al nostro leone Giancarlo Gentilini, colui che ha cambiato la figura del sindaco in Italia, quindi dal sindaco di palazzo al sindaco in mezzo alla gente, colui che è fonte di ispirazione per tantissimi amministratori locali, compreso il sottoscritto. Lo ringrazio e gli faccio gli auguri. Lui compie 93 anni, io ne ho compiuti da poco 43, ci sono 50 anni di differenza, ma le esperienze da condividere sono davvero tante, quindi buon compleanno al nostro mitico sceriffo Gentilini, oppure Genti, oppure Leone. Tantissimi sono i nomignoli che i nostri cittadini gli danno, però questo vuole essere un abbraccio e un augurio da parte di tutta la comunità trevigiana che tanto lo ama. E adesso andiamo nel Bellunese. C'è un aggiornamento di cronaca in primo piano, parliamo della tragedia del bimbo morto nel Bellunese, perché c'è primo esito dell'autopsia sul corpo del piccolo di Longarone. È deceduto infatti per arresto cardiaco conseguente a una intossicazione. Il bimbo di 2 anni di Longarone è morto giovedì scorso all'ospedale di Pieve di Cadore, dove era stato trasportato d'urgenza dal padre. Lo conferma l'esito dell'autopsia condotta oggi dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, in attesa che l'indagine tossicologica faccia chiarezza sulla natura della sostanza ingerita dal bambino. Il sospetto degli investigatori è che si tratti addirittura di droga. In particolare occorrerà verificare se vi sia corrispondenza tra quanto rilevato dalle analisi dei liquidi biologici del piccolo e dei materiali sequestrati dai carabinieri nella casa della famiglia e fatti pervenire al professionista. Si tratta di reperti sulla cui natura vi sono ancora incertezze che saranno chiarite nelle prossime ore. Al momento la Procura della Repubblica di Belluno sta procedendo per omicidio colposo nei confronti del padre del bambino, l'unica persona presente in casa al momento del malore fatale. Un mese fa la tragedia della Marmolada. Ieri abbiamo rivissuto quelle immagini terribili alla vigilia di questa triste ricorrenza. Oggi siamo tornati al Passo Fedaria, dove l'aria è funesta, e non solo per il ricordo drammatico di quel maledetto giorno. C'è anche un turismo che vive grossissime difficoltà. Un buco enorme che oggi sembra un dente cariato, simbolo della tragedia accaduta un mese fa sulla Marmolada, il cui ghiacciaio continua ad essere sorvegliato speciale. È impressionante veramente, perché vediamo proprio che la natura si sta modificando tanto. È qualcosa di brutto, nel senso che poi sono sciatore, in effetti quanti ghiacciai hanno questi problemi che si sciolgono, poi si staccano, insomma è un problema. C'è un elicottero che si alza in volo attorno a mezzogiorno dopo l'ennesima mattinata di ricerche di ulteriori reperti di quella domenica terribile, difficile da dimenticare, tanto più da comprendere. Una cosa indescrivibile, veramente, sì. Non so come potranno dimenticare una cosa del genere. L'attenzione resta massima. Il 17 luglio si è palesato un nuovo crepaccio sulla destra orografica del massiccio, della larghezza di circa 200 metri per uno spessore fra i 25 e i 35 metri, segnale che la distesa di ghiaccio resta instabile, perciò tutta l'area resta interdetta. Ci sono le ordinanze del comune di Canazei che bloccano il transito verso la strada del Lungolago e il sentiero che conduce a Capanna Ghiacciaio. Un mese dopo la tragedia, qui si patisce moltissimo, soprattutto patiscono le attività economiche che da un mese a questa parte lamentano delle perdite che si aggirano attorno al 50%. C'è stato un bruschissimo calo nella prima settimana, che ovviamente ci sta anche, però poi appunto diciamo la metà rispetto a una stagione normale, no? E che io tra quelli della zona sono ancora forse un po' più fortunato perché sono vicino alla diga. Insomma è un bel casino. Grazie. In stagione, perché noi lavoriamo principalmente con luglio e agosto. Da una prima lettura delle ordinanze di Canazei sembra che la Marmolada sia totalmente chiusa e infatti non ci sono più i turisti che ogni anno, numerosissimi e da ogni parte del mondo, affollavano le terre alte bellunesi. La Marmolada ha una circonferenza di oltre 40 km, è grande, parte a Malgacciapela e arriva fino a Canazei, tutta Marmolada. È
è tutto aperto fuorché la parte del ghiacciaio. Gira desolatamente a vuoto la seggiovia che porta al Passo Padon, che è aperto, come è aperta Malgacciapella, la sua funivia, la strada del Fedaia e tutte le attività di ristorazione e ricettive, malghe comprese. È vero che potrebbe aggirarsi attorno al 50% la perdita rispetto all'anno scorso? Io credo che sia al 50%, penso che anche la stessa funivia si avvicini a quelle percentuali là. Un lutto improvviso ha colpito il mondo sindacale bellunese. È morto questa mattina Paolo Dalan, storico esponente della UIL provinciale di cui è stato segretario anche fino al 2014. Dopo aver combattuto tante battaglie al fianco dei lavoratori, Dalan, 58 anni, è stato sopraffatto da una fulminante malattia e si è spento questa mattina all'ospedale di Feltre. La notizia è rimbalzata a Ferrara, dove Dalan da tempo aveva assunto la guida della UIL provinciale. Scioccati i colleghi della UIL di Belluno, per i quali Paolo Dalan era stato sempre un punto di riferimento. Era un amico e un bravo sindacalista, al di là degli schieramenti diversi, ricordano commossi anche i colleghi della CGIL e della CISL di Belluno. I funerali saranno celebrati venerdì 5 agosto alle 16 nella chiesa di Santa Giustina. Ed ora torniamo a parlare del caso della cronoscalata Pedavena Croce Down. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si è preso un'altra settimana di tempo per decidere se concedere o meno l'autorizzazione allo svolgimento della gara internazionale quest'anno alla sua 39esima edizione. Frattanto si moltiplicano gli appelli bipartisan del mondo politico a favore della manifestazione. Sarebbe una estrema forzatura negare l'autorizzazione alla manifestazione e io credo sia difficile pensare che il parco possa arroccarsi in una posizione di diniego su una manifestazione peraltro così importante. Gli appelli si susseguono, politicamente sono bipartisan e vanno tutti nella stessa direzione. La Pedavena Croce Down e la storica cronoscalata che ha rilievo internazionale non può essere stoppata da una interpretazione autentica del regolamento dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che sì vieta eventi motoristici ma consente il transito di mezzi a motori su strade regionali, provinciali e comunali secondo le norme del codice della strada. L'assessore regionale Bottacin interviene per sostenere lo svolgimento della cronoscalata, peraltro autorizzata e calendarizzata dalla Federazione Sportiva. Io mi auguro che il parco dia l'autorizzazione come è accaduto negli anni passati e come tutti i documenti che io ho visto confermano che non ci sarebbero problemi ad autorizzare. Bottacin ha preso carta e penna e ha inviato una nota dettagliata al Presidente e al Consiglio direttivo del Parco, che ha momentaneamente sospeso la sua decisione attesa già la scorsa settimana. Nel frattempo il comitato organizzatore dell'evento ha posticipato la manifestazione da settembre all'8 e 9 ottobre prossimi. Il Presidente Lionello Gorza, in tempi non sospetti, aveva proposto un piano B, partenza e arrivo fino ai confini del parco e trasferimento dei piloti a Croce Down. Io ho parlato anche questi giorni con i piloti che erano in Megalla a correre. Il bello della gara è arrivare in cima, se no la facciamo un anno o due e dopo non si fa più, perché mi viene a perdere l'interesse che negli anni ha sempre avuto. Proposta bocciata dunque dopo un'evidente sottovalutazione delle conseguenze di un regolamento stilato dal parco, cioè anche dai comuni che ricadono nei suoi confini, Pedavena compreso. Sicuramente c'è stata una lettura superficiale. La gara non è solamente l'evento turistico fine a se stesso, ma è veramente una manifestazione che il feltrino da sempre ama e la sente come una roba sua, cioè che va oltre anche il danno economico, è veramente una roba molto sentita. Quindi io spero veramente che ci sia una interpretazione giusta della norma, ecco. È tutto per questa edizione del Telegiornale di Treviso. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. L'Italia è alle prese con l'ennesima espansione dell'anticiclone africano, con una nuova fase calda, seppur meno estrema della precedente. Tempo sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di giovedì 4 agosto evidenzia una situazione tranquilla. Avremo tanto sole con cielo in pianura prevalentemente sereno. In montagna poco nuvoloso con possibili brevi rovesci temporaleschi nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento, minime tra 18 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 32 e i 36 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento e cielo limpido. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sui 22-24 gradi, massime intorno ai 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.